Attacchi agrigentini tra i dirigenti generali nominati dalla Giunta. Per fortuna si allontana il ciclone che ha colpito la Sicilia orientale. Pioggia di milioni per la tutela dei siti. Solita panoramica sulla domenica calcistica nell'Agrigentino. Buongiorno da TVA Notizie. Dirigenti generali della regione, tra gli agrigentini anche Silvio Cuffaro e Duilio Alonci. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Completato il puzzle delle nomine dei dirigenti generali della regione siciliana, la Giunta Schifani ha provveduto a designare i vertici dei 20 dipartimenti sui 32 complessivi dell'amministrazione regionale in virtù dello spoil system previsto dalla legge entro i 90 giorni dall'insediamento del governo. Sono confermati nel ruolo e nell'incarico Salvatore Cocina alla protezione civile, Carmelo Frittitta alle attività produttive, l'agrigentino Silvio Cuffaro nonché sindaco di Raffadali alle finanze e al credito, Maria Letizia Di Liberti alla famiglia e alle politiche sociali, Carmen Madonia alla funzione pubblica, Dario Cartabellotta riconfermato all'agricoltura e Rino Beringhelli all'urbanistica. Confermati nel ruolo ma con un nuovo incarico Vincenzo Falgares alla programmazione, beni culturali, Salvatore Lizio alle infrastrutture, Fulvio Belloma allo sviluppo rurale, Patrizia Valenti all'ambiente, Giuseppe Battaglia al corpo forestale. Le nuove designazioni vedono Vitalba Vaccaro all'autorità regionale per l'innovazione tecnologica, Maurizio Costa all'acqua e rifiuti, Ettore Foti al lavoro, Salvatore Taormina alle autonomie locali, Duilio Alonci agrigentino al Dipartimento regionale tecnico, Maurizio Pirillo alla formazione professionale e Giovanna Segreto all'istruzione. In attesa degli esiti degli atti di interpello, la Giunta ha assegnato gli incarichi ad interim a Salvatore Requilez, attuale dirigente generale del Dipartimento ASOE per la pianificazione strategica dell'assessorato alla salute, e a Maurizio Costa per il Dipartimento dell'Energia. Con la decisione presa oggi, evidenzia il Presidente della Regione Schifani, si conclude la riorganizzazione della macchina burocratica dell'amministrazione regionale. Ogni Dipartimento adesso ha un assetto definitivo in modo tale da assicurare un funzionamento più snello ed efficiente degli uffici. Nei giorni scorsi sono stati confermati 8 dirigenti, tra cui nei giorni scorsi la Giunta aveva già provveduto a confermare altri 8 dirigenti generali: Maria Mattarella alla segreteria generale della Presidenza della Regione, Giovanni Bologna all'ufficio legislativo e legale, Maria Concetta Antinoro all'autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, Grazia Terranova all'autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, Leonardo Santoro all'autorità di bacino, Ignazio Tozzo alla Ragioneria Generale, Salvatore Requirez all'attività sanitaria e osservatorio epidemiologico, Alberto Pulizzi alla pesca mediterranea. Altre 2 nuove nomine avevano riguardato altrettanti dirigenti: Antonio Cono Catrini al turismo e Donata Giunta agli affari extraregionali. Quasi 1000 nuovi posti di lavoro, 800 milioni di investimento, prende corpo l'ampliamento della fabbrica di pannelli fotovoltaici di ultimissima generazione, brevettati da Enel, la 3 Sun Gigafactory nella zona industriale di Catania, visitare il cantiere che entro il 2024 permetterà di produrre grandi quantità di innovativi pannelli per la creazione di energia solare. È venuto anche il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Frattin ad accoglierlo il governatore siciliano Renato Schifani. La Sicilia, ha detto il Presidente della Regione, si conferma piattaforma naturale per le energie rinnovabili e le tecnologie a esse connesse. Chi vuole investire in questo settore nella nostra terra dovrà trovare procedure snelle e semplici. Per questo stiamo lavorando alla riforma delle regole della Commissione Tecnica Specialistica. Per fortuna il tempo è in netto miglioramento. Vediamo il punto sul ciclone che si è abbattuto sulla Sicilia orientale. Lello Cassessa. A 12 ore dal ciclone mediterraneo Helios che ha portato via di tutto nella Sicilia orientale, il peggio sembra essere passato.
Ci sarà qualche strascico sulla punta meridionale della Sicilia a Linosa. Il ciclone si sta spostando adesso verso la Libia e la Tunisia. E l'ingegnere Salvo Cocina, capo della Protezione Civile regionale, che ha coordinato la situazione ed ha gestito la macchina dei soccorsi, ad affermarlo. Abbiamo avuto un evento piuttosto severo. Il ciclone mediterraneo Helios, i cui effetti si stanno allentando in queste ore e dovrebbero cessare. Nel complesso, dichiara Cocina, l'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sulla Sicilia, che ha fatto sì danni, ma senza ripercussioni catastrofiche sulla popolazione. Avevamo dato l'allarme il 7 pomeriggio e non ci sono state conseguenze per le persone. Adesso si potranno contare i danni effettivi, dovranno farlo i comuni e speriamo lo facciano celermente. La parte sudorientale è quella più interessata sul fronte del dissesto idrogeologico. Il settore ionico e messinese è stato invece quello colpito da forti mareggiate. La provincia catanese a sud, quella coinvolta soprattutto dalle esondazioni dei fiumi. Non mi stancherò di ripetere, dice Cocina, che servono opere preventive e massicci investimenti. Siamo riusciti a coinvolgere quanti più operatori possibili, dai sindaci agli assessori ai comandanti dei vigili urbani, e poi il volontariato, che è il braccio operativo della protezione civile. In 1000 si sono mobilitati con 500 mezzi. Facendo squadra si vince. È chiaro che si può fare sempre di più. La neve non è un evento così straordinario. Va migliorato lo spazzamento per la neve, va potenziata la dotazione di uomini e mezzi nei comuni, le risorse economiche sono sempre insufficienti. Ci siamo riusciti, conclude Cocina, grazie alla forestale, alla finanza, ai carabinieri, alla Polstrada, diciamo a tutte le forze dell'ordine, ognuno con la sua specializzazione. 20 milioni per i siti UNESCO, e anche il centro di Agrigento avrà dei benefici grazie ad una norma della finanziaria a firma del deputato Carmelo Pace. La norma, sostiene Maurizio Buggea, commissario cittadino della Democrazia Cristiana, servirà a tutelare e valorizzare non soltanto la Valle dei Templi, ma la città dove sorge il sito UNESCO nel suo complesso. E veniamo alle solite risse vergognose nel centro storico di Agrigento. Ennesima rissa, come dicevamo, ripresa con i cellulari, e ad Agrigento si parla di repressione. Perché non organizzarsi prima che ci scappi il morto? A parlare è Giuseppe Di Rosa del Codacons, il quale chiede al prefetto una regia contro la violenza con l'utilizzo anche di volontari. Il Codacons punta il dito sulla necessità di cominciare a fare anche repressione nei confronti dei violenti che rendono il centro storico di Agrigento invivibile. Per Giuseppe Di Rosa neppure le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ottengono risultati. E come abbiamo visto, un'autentica vergogna. Giorgia Meloni e i migranti, l'esito del vertice di Bruxelles. Lello Cassesa. Sono molto soddisfatta sul tema dei migranti, lo dice Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, del ritorno dell'incontro avvenuto a Bruxelles con i capi di governo. Ieri si è stabilito un principio, si cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L'approccio messo nero su bianco parte da una frase che mai si era riuscita a mettere: l'immigrazione è un problema europeo ed ha bisogno di una risposta europea. Prima di ragionare sui movimenti secondari dobbiamo lavorare insieme sui movimenti primari per combattere il traffico di esseri umani e frenare gli ingressi illegali. Noi vogliamo che l'Unione Europea si attivi nel suo lavoro sull'Africa, che ora sta facendo l'Italia. Immaginiamo una cooperazione rafforzata con i paesi di partenza e transito dell'immigrazione per combattere anche i traffici illegali e consentendo alle persone di entrare in modo legale
con flussi ben regolati, ha detto Giorgia Meloni. Abbiamo chiesto che il piano sulla rotta centrale del Mediterraneo va implementato e messo in moto. Io sono convinta che vedremo questa cooperazione, che per esempio vuol dire prendere risorse e impiegarle verso sud e non verso est. Sono stati spesi 6 miliardi con la Turchia per gestire la rotta balcanica. Io ho un obiettivo simile con i paesi del Nord Africa. Chi ha 3.000 euro da dare ad uno scafista può tentare di arrivare in Europa. Chi è ancora più povero e non ce l'ha. È umano questo, ha detto Giorgia Meloni. È arrivato il momento di dire che non possono essere i criminali a fare la selezione d'ingresso in Europa. La dobbiamo fare noi sia per i rifugiati che per la migrazione legale. Con i paesi africani si può lavorare meglio anche attraverso il rapporto con i nostri consolati. E adesso parliamo del mandorlo in fiore con il programma della festa. C'è il servizio di Arturo Cantella. A poco più di 20 giorni dall'inizio del mandorlo in fiore, la città di Agrigento è pronta per esporre l'evento nella prestigiosa vetrina della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, alla Fiera di Milano dal 12 al 14 febbraio. L'iniziativa promozionale organizzata dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana. Domenica 12 febbraio, nello stand riservato alla Sicilia, interverranno il sindaco di Agrigento Miccichè, l'assessore alla cultura Ciulla, l'amministratore della DMO Turistico Valle dei Templi La Gaipa, il direttore organizzativo Giovanni Di Maida. La 75esima edizione del Mandorlo in Fiore, in programma dal 5 al 12 marzo, si appresta ad annunciare la primavera precoce con una settimana intensa e ricca di eventi all'insegna della danza, la musica, l'animazione, l'intrattenimento, spettacoli, concerti ed enogastronomia. La manifestazione storicamente Salute e risveglio della natura con i mandorli fioriti. Il mandorlo in fiore celebrerà i patrimoni immateriali UNESCO e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo. Il programma è fitto di appuntamenti. Il sipario si aprirà il 21 febbraio in coincidenza col Carnevale e si concluderà il 13 marzo nel vicino borgo della barocca Naro, la fuggentissima città di origine della festa di primavera. Particolarmente attesa è l'emozionante fiaccolata dell'amicizia in calendario venerdì 10 marzo, con la partecipazione sul solco della pace e della fratellanza tra i popoli dei gruppi provenienti da una trentina di nazioni di Africa, America, Asia ed Europa. Poi prestigiosi artisti in concerto, tra i quali il Banco del Mutuo Soccorso, Francesco Buzzurro, definito da Ennio Morricone tra i più grandi del mondo, Tom Sinatra, musicista che ha rivoluzionato le tecniche del mandolino e ha rappresentato la Sicilia dovunque, e ancora spettacoli di musica, danzi dei gruppi partecipanti al 20° Festival dei Bambini del Mondo, provenienti da Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia. Lo spazio è riservato anche all'enogastronomia con la 3ª edizione del Cook-Test Agrigento Cooking Show in collaborazione con la Valle dei Templi Film Commission. E poi ancora le grandi parate in calendario il 5 e il 12 marzo, gli spettacoli del 65° Festival Internazionale del Folklore con i gruppi dell'Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d'Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Corea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d'America, Thailandia e Uzbekistan. Maggiori informazioni sul sito mandorloinfioreagrigento.com. Carnevale a Comitini, organizzato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Nigrelli, con animazioni e una iniziativa che prende spunto dalla trasmissione di Rai 1 Tale e Quale Show. Si inizia il 18 febbraio e poi altri appuntamenti il 19 e il 21 febbraio. Iniziative per ricordare Rosario Livatino. Vediamo. Il progetto consiste di bonificare l'area di sedime dove è stato ucciso il giudice e poi piantumare gli alberi per portare la scolaresca e i visitatori sui luoghi dove è stato assassinato. Quindi fare memoria di questa grande figura che è stato il giudice Livatino, specialmente il giudice, un giudice che ha voluto bene l'ambiente,
che ha tutelato la Valle dei Templi, quindi è stato un precursore di questi reati ambientali. Questa è un'iniziativa che voi avete progettato da tempo e che finalmente Sì, arriva da a 2 anni compimento. che il progettista Giovanni Loiacono ci ha fatto questa bellissima donazione di fare questo progetto per realizzare questo parco livatino. In memoria non soltanto del giudice beato Rosario Angelo Livatino, ma anche di tutte le altre vittime di mafia. Sì, le scorte, tutti i carabinieri, poliziotti, guardie di finanze e altri agenti di altre forze di polizia che sono stati assassinati specialmente qui in provincia, per ricordare il loro sacrificio per la collettività, per la nazione. L'importanza di questo parco in memoria di Livatino. È una cosa a cui il CONALP teneva da tempo, ne parliamo con il nostro presidente da anni. Finalmente cominciamo a fare i primi passi perché siamo riusciti ad ottenere una concessione di ANAS per un periodo di 10 anni, ma soprattutto l'abbiamo ottenuta a titolo gratuito. Questo è stato un grande gesto e una grande sensibilità che ANAS, sia la direzione generale che il Dipartimento regionale della Sicilia, hanno dimostrato per questo progetto. Questa sensibilità va ricambiata con il nostro impegno perché dovremmo fare in modo di realizzare questo parco per fare in modo che la memoria del beato Rosario Livatino non passi inosservata, non sia dimenticata fra le nuove generazioni, ma ne faremo sicuramente un luogo meta di visita da parte di studenti, famiglie e gente sana che ha voglia di ricordare. Giovanni, da 2 anni lavori a questo progetto, quali sono i dettagli e quali saranno le fasi successive rispetto alla presentazione di oggi? Allora, il progetto è stato commissionato dal CONALPA, quindi è giusto dire che l'idea di valorizzare l'area viene proprio dalla delegazione agrigentina del CONALPA. Io ho accolto favorevolmente questo invito a sviluppare un progetto che sostanzialmente consiste nel rinaturalizzare la zona. È un'area fortemente degradata, che necessita comunque di interventi per essere intanto resa dignitosa e in secondo luogo fruibile perché l'idea è quella di fare un parco della memoria. Quindi partendo da un'area che ha un valore, un significato per noi cittadini importante, è giusto iniziare a valorizzarla, promuoverla e renderla fruibile. Nella fattispecie comunque si prevede una sistemazione intanto della scarpata esistente per consentire anche l'accesso ai mezzi e poter anche rendere più facile un'eventuale manutenzione. Impianti arbustivi e arborei tali da creare le zone d'ombra o comunque dare l'idea di un paesaggio naturale e mettere in sicurezza alcune zone che per ora si trovano in condizioni particolarmente degradate per via dell'erosione causata dall'acqua. E i soci degli amici del giudice Rosario Livatino si riuniscono domani in assemblea a Canicattì per il rinnovo del direttivo presso la sala riunioni della chiesa di San Domenico, dove il giudice venne cresimato. Agrigento, piano delle spiagge, è arrivata all'approvazione. L'amministrazione Miccichè incide oggi ancora positivamente a favore della città in linea con i propositi di buon governo, in un territorio dove le chilometriche coste si incontrano e scontrano con una disarmonia urbana da appianare e superare. Si va oggi verso la definizione dell'iter di approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo, cosiddetto PUDM. Rappresenta un importante documento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino, disciplinandone gli usi per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante il rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo. Il PUDM costituisce un chiaro segnale di attenzione politica prioritaria nei confronti del nostro territorio nella sua declinazione di patrimonio costiero ed è correlato a quel desiderio di riqualificazione urbana, ambientale, progettualità di punta dell'amministrazione Miccichè.
attraverso un percorso snodatosi e scandito da mesi di intenso impegno profuso dagli addetti ai lavori, la stesura del nuovo PUDM ha condotto e condurrà a ragionare secondo un'attitudine innovativa, rafforzata oggi da uno strumento che tutela e valorizzi la nostra costa. Ottenuto il parere favorevole del Dipartimento regionale all'ambiente, il PUDM all'amministrazione Miccichè compie oggi un importante passo avanti con l'adozione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione nell'albo pretorio. I soggetti interessati potranno consultare gli elaborati attraverso il link del Comune all'Ufficio Tecnico Comunale e presentare eventuali osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione sarà avviata la procedura di valutazione ambientale strategica, cosiddetta VAS, a cui seguirà l'indizione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri tecnici di competenza, un'eventuale ulteriore revisione del PUDM e l'adozione da parte del Consiglio Comunale e l'approvazione finale dell'assessorato. A comunicarlo è l'assessore all'urbanistica, l'ingegnere Valeria Proto. A Messina, eventi di onde sonore a bordo delle navi di Caronte e Tourist. Torna a bordo delle navi di Caronte e Tourist eventi di onde sonore con feste dedicate ai più piccoli per Carnevale e Pasqua. Il primo appuntamento è già previsto per il 19 febbraio sulla nave Telepass, dove dalle ore 10:20 alle ore 18:20 un'animazione d'eccezione, divertimento, dolci e maschere accoglieranno i bimbi. L'evento è stato evidenziato durante la conferenza stampa, prevede anche un momento di solidarietà con la raccolta fondi in favore dell'Associazione Bucaneve, gruppo di volontari dal 2008 impegnati nel sostegno ai bambini degenti e alle loro famiglie nei reparti pediatrici del Policlinico di Messina. Così come non si fermano le navi, l'attività di Caronte e Tourist non si ferma neanche Onde Sonore, non si è fermata nei 2 anni di pandemia. Si è solo proposta sotto un'altra veste, insomma la veste diciamo così digitale, una digital edition l'abbiamo chiamata, e quest'anno è tornata in presenza con risultati lusinghieri, soprattutto per le finalità benefiche che questa iniziativa si pone, e quindi abbiamo deciso di riproporla per Carnevale e per Pasqua, intanto con 2 feste per i bambini che sono poi il nostro must, cioè sono l'iniziativa che ha in assoluto più successo, ma non sono escluse novità e sorprese dell'ultima ora. Caronte Tourist è un'impresa. E tra le tante modalità di fare impresa c'è anche quella di chi si assume la responsabilità sociale di essere impresa, quindi provando a restituire al territorio nel quale questa impresa è nata ed è cresciuta e si è radicata in parte, anche in parte, ciò che appunto ha ricevuto. È il caso appunto di Caronte Tourist, che con questa, ma non soltanto con questa, come è noto, iniziativa, perché noi pensiamo anche per esempio a tutte le borse di studio, i premi allo studio che doniamo ai migliori diplomati delle scuole di tutti i territori dove noi ci sono porti che noi battiamo, ma in questo caso appunto Onde Sonore è nata come un'iniziativa ludica e musicale e artistica, ma si è subito trasformata in un'iniziativa benefica. In questo caso i proventi dei concerti e delle feste di Natale raddoppiati da Caronte Tourist sono stati già donati alla Terra di Gesù Onlus, che come è stato giustamente detto è una associazione che si cura degli ultimi, in particolare dei bambini e dei bambini meno abbienti, e ci è sembrato un atto doveroso e utile sostenere anche noi questa causa. Per quanto riguarda le attività prossime, invece, destinatario di questa raccolta, della bigliettazione di queste iniziative sarà l'associazione Il Bucaneve, che assiste e sostiene le famiglie dei bambini ricoverati con malattie serie nei nosocomi cittadini. Il CGA ha sospeso l'esclusione di una giovane di Favara assistita dagli avvocati Rubino e Impiduglia, candidata ad un concorso per assunzioni nei centri per l'impiego, in cui anche i quiz sarebbero a quanto pare sbagliati. Il ricorso della candidata riguarda il punteggio ottenuto dalla commissione. Tesseramento Nord chiama Sud. Vediamo con Arturo Cantella.
Oggi ad Agrigento per questa campagna tesseramento 2023. Inizia il tesseramento, inizia questo percorso che deve vedere protagonista anche il territorio dell'Agrigentino, dove siamo riusciti alle scorse regionali ad ottenere un risultato importante, oltre 27.000 voti. Vogliamo ripartire proprio da questo risultato che è il punto di partenza e deve essere il punto di partenza per costruire una nuova classe dirigente, per coinvolgere i tanti amici che hanno dato fiducia al movimento fondato da Cateno De Luca e che adesso sono pronti a spendersi anche per le prossime competizioni amministrative. Anche qui nell'Agrigentino ci sono 14 comuni che andranno al voto, noi vogliamo essere presenti con i nostri consiglieri comunali, assessori e perché no anche con qualche candidatura a sindaco, proprio per cercare di portare la buona politica, la politica del fare, che è stata sempre il nostro elemento, il punto cardine che ha guidato la nostra azione amministrativa. Da poco avete chiuso il bilancio alla Regione, la vostra è stata una posizione critica? Sì, per certi aspetti critica, ma ovviamente non ci siamo soffermati solo alla parte critica, anzi abbiamo con i nostri emendamenti dato uno spunto propositivo alla finanziaria, come credo fosse giusto. Tante cose buone sono state fatte, ma ahimè l'impostazione è stata quella che è mancata, una visione assolutamente assente, un governo regionale che non è riuscito a dare un'impronta nuova ad una finanziaria che invece per certi versi ha ricalcato aspetti che non si vedevano da molti anni, come tantissime marchette che hanno riguardato i singoli deputati. Credo e sono convinto che la Regione siciliana abbia bisogno di qualcosa di più, abbia bisogno di una visione amministrativa, abbia bisogno di una visione complessivamente diversa che possa veramente rilanciare questa terra di Sicilia che è stata bisfrattata per troppo tempo e che adesso merita di essere rilanciata. Tanta polemica, però alla fine l'aumento per i deputati c'è stato. Anche qui ci sarebbe da fare una riflessione importante, perché è chiaro che c'è stato un po' un gioco delle parti in cui maggioranza e opposizione si sono allo stesso tempo come dire, coadiuvati facendo finta l'uno dell'altro, quando poi è scoppiata la grana quasi quasi nessuno sapeva niente. È bene però dire che all'interno dell'ufficio di presidenza, perché questo aumento viene fatto nell'ufficio di presidenza il 12 di dicembre, quindi già ben 2 mesi fa, gli unici a non essere presenti sono Sicilia Vera e Sud Chiama Nord, quindi gli unici che sono giustificati in questo momento e che si sono ritrovati in aula questa porcheria, mi permetto di suggerire, siamo noi. Gli altri sapevano, erano tutti presenti, compresi 5 Stelle, perché gridare allo scandalo oggi, e parlo del candidato allora presidente Nuccio Di Paolo rispetto a questa vicenda, senza ricordarsi che questo aumento è stato decretato nell'ufficio di presidenza di cui lo stesso Nuccio Di Paolo fa parte, fa un po' sorridere. È chiaro che nessuno vuole fare demagogia, però bisogna essere onesti non tanto con se stessi ma soprattutto con gli elettori e con i cittadini che in questo momento, vedendo e leggendo queste notizie, non possono che restare sbalorditi. Onorevole, il vostro movimento si proietta anche a livello nazionale, terrete una conferenza a Roma dove saranno compartecipi anche personalità dell'economia siciliana, penso al Presidente della Fondazione Curella e anche ad altri, con quali obiettivi? Assolutamente il movimento è proiettato a livello nazionale in considerazione del fatto che già siamo riusciti ad eleggere la senatrice Musolino e l'onorevole Gallo e siamo l'unico partito in Sicilia, quindi l'unico partito siciliano che oggi è rappresentato a livello nazionale. È chiaro che questo punto di partenza diventa per noi essenziale e fondamentale per dare vita a quel progetto meridionalista che andrà a federare tutti quei movimenti che hanno a cuore il Sud Italia, la Sicilia, le regioni del Meridione, proprio per riuscire a dare voce a questi territori che non possono essere costretti ad andare a Roma con il piattino a mano per rivendicare quelli che sono i nostri diritti. Noi vogliamo invertire questa rotta e Sud Chiama Nord si proietta proprio in questo senso nel panorama politico nazionale. Vi proietterete anche verso l'Europa, tra un anno si andrà a votare, ecco, quale sarà la vostra idea, la vostra soluzione, la vostra proposta? Ma ovviamente subito dopo l'impegno delle amministrative il banco di prova più importante è quello delle europee, dove puntiamo a sdoganarci definitivamente all'interno del panorama politico nazionale con quella che sarà la nostra proposta, e il ragionamento che stiamo portando a Roma al congresso che faremo il 3-4 marzo è proprio quello: mettere insieme tutti i movimenti meridionalisti per dare vita a una proposta politica, a una progettualità politica con personalità importanti che potranno dare la loro mano, il loro contributo ad un manifesto politico che possa vedere veramente rappresentato il Sud e il Meridione in maniera egregia.
Sicuramente il nostro movimento, che ricordiamo essere stato il primo alle scorse elezioni regionali con oltre il 17% della preferenza dei siciliani, con 500.000 voti, adesso ha la prova vera, concreta, quella di strutturarsi nei territori. Lo facciamo partendo proprio da ogni provincia, lo stiamo facendo in diverse province della Sicilia. A me è il compito di coordinare la provincia di Agrigento, con l'obiettivo di andare a realizzare un movimento che sicuramente mette al centro proprio territori che sono stati dimenticati dalla politica palermocentrica, a volte catenocentrica. La Sicilia è anche fatta da questi territori che spesso e volentieri hanno problemi reali, dalle strade che non ci sono, infrastrutture quasi inesistenti, una sanità che latita. Partiamo da qui, partiamo da oggi per cercare di radicarci e parlare di problemi reali dei siciliani. Ecco, c'è un impegno in 14 comuni della nostra provincia. Alle comunali interessano comuni abbastanza grossi, uno trattando ad esempio Licata. Noi stiamo cercando di gettare le radici in questo territorio perché vogliamo essere protagonisti, per dare seguito anche agli oltre 28.000 voti che ci hanno visto protagonisti in questa provincia di Agrigento. Quindi cercheremo di esserci nella maggior parte dei comuni al voto e cercheremo di determinare i nostri riferimenti, perché ovviamente Sud Chiama Nord ha già pronte liste, partecipanti, candidati a sindaco, insomma ci siamo. La finanziaria si è appena chiusa, ecco un bilancio della vostra presenza in aula. Ma è stata una notte lunga, come dice il nostro leader, è una notte lunga dei coltelli al Parlamento siciliano, dove si è verificato fondamentalmente quello che spesso accade: diverse marchette, diverse soldi dati ad associazioni X riferibili a. Noi abbiamo cercato di portare il nostro contributo cercando di rappresentare i territori che ci hanno portato in quel Parlamento, quindi con emendamenti che riteniamo assolutamente utili per il territorio. Certo è che fa un po' ridere tutta questa storia legata ai litigi all'interno della maggioranza, e onestamente questo aumento dei soldi dati ai deputati, che noi non abbiamo condiviso in nessuna maniera, che fa veramente arrabbiare i siciliani onesti, che si vedono ovviamente umiliati con questa scelta scellerata del Parlamento siciliano. La sanità in provincia di Agrigento. Ascoltiamo il commissario dell'ASP Mario Zappia. Siamo al 10 febbraio, aggiornamento sulla situazione Covid e qualche notizia di rilievo della nostra azienda sanitaria provinciale. Allora, inizio subito col dirvi che siamo in un momento di calo abbastanza deciso come Covid. Vedete che sia a livello nazionale ma anche a livello mondiale, proprio ieri dicevano che l'89% di nuovi casi positivi, quindi l'incidenza è scesa del 90% sostanzialmente a livello mondiale. Ovviamente questi dati non sono quelli nostri, ma in tutta Italia la positività e il numero di ricoverati è sceso significativamente. Agrigento questa volta è in linea con questa tendenza, perché in questo momento abbiamo 6 malati in medicina e 0 malati in terapia intensiva, quindi anche rispetto alla settimana scorsa la condizione è notevolmente migliorata. Anche per quanto riguarda i tamponi, il tasso di positività è il 10% sul campione rilevato, quindi vi ricordate che avevamo il 50, il 35%, un terzo, oggi siamo molto meglio. Ovviamente la nota dolente sono sempre i vaccini. Siamo al minimo storico, 160 in una settimana in tutta la provincia, quindi noi ci stiamo avviando a chiudere decisamente i 2 hub che abbiamo ad Agrigento e a Sciacca, perché adesso avanti ieri ho firmato la disdetta, cioè la comunicazione ai proprietari, che ovviamente li ringraziamo per la disponibilità, ma non serve più per fare tale numero di vaccini. Alcune considerazioni ancora di raccomandazioni igienico-sanitarie per il Covid, ma ritengo per tutte le malattie a diffusione aerea. Noi continuiamo a sostenere che è importante l'uso della mascherina in determinati ambienti. Allora, io personalmente quando salgo sul treno, mi capita di andare sulla metropolitana, sugli autobus, in luoghi affollati, la fila per i supermercati, la fila al medico, la fila sale d'aspetto, altre cose. Ovviamente in ospedale è obbligatorio, nelle case, nelle residenze sanitarie in generale è obbligatorio. Io vi consiglio di mettere la mascherina, anche perché la mascherina non è per il Covid, la mascherina sappiamo tutti che è una mascherina per proteggerci dalla infezione dei batteri o dei virus che vengono
portati in giro per l'aria davanti a noi dalle particelle, i cosiddetti droplet, se ve li ricordate. Quindi non è che i droplet lavoravano solo e esclusivamente per il Covid, lavorano per le altre infezioni, fra le quali l'influenza australiana quest'anno ha dei sintomi, soprattutto a livello respiratorio alto, per fortuna non basso, bronchiti, quindi, che sono fastidiosissime, mentre per i bambini ha anche delle bronchioliti e qualche volta purtroppo sfociano in polmoniti. Quindi la raccomandazione è quella: usiamo la mascherina perché è utile non solo per il Covid ma nei posti di assembramento. Qualche notizia importante che vorrei darvi: su SHAC abbiamo rinnovato il protocollo d'intesa con l'associazione Abbio. Per i bambini in ospedale sono i volontari che lavorano in maniera spettacolare, fantastica con i bambini nei nostri ospedali. E poi questa settimana abbiamo continuato a fare una serie di approvazioni e quindi missioni in servizio, alcune approvazioni graduatorie, altre missioni in servizio direttamente dei posti di dirigente medico di igiene degli alimenti, quindi il cosiddetto SIAN, SIAV, nomina a tempo indeterminato di infermieri e anche del tecnico sanitario di radiologia medica e anche qualche ostetrico. Ce ne sono tante altre in corso, però ve le diremo man mano che verranno approvate. Quindi per questa settimana ci fermiamo qua, appuntamento alla prossima, sarà la settimana di Carnevale, quindi sarà un'altra settimana dal punto di vista sanitario, sarà una settimana di assembramenti, quindi attenzione, ve la dirò settimana prossima. Restiamo in tema sanità. Ritengono ci sia il rischio discriminazioni nelle stabilizzazioni del personale Covid in Sicilia. Lo scrive il Comitato regionale lavoratori emergenza Covid-19, che comprende gli assistenti tecnici, periti informatici e ingegneri delle aziende sanitarie assunti nel 2021 per contrastare la pandemia. A generare confusione, scrivono gli interessati, sono le dichiarazioni dei senatori Russo e Saverio Romano, i quali chiedono di escluderli dalla stabilizzazione. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Presentato ad Agrigento il libro Il fuoco e la luna di Lillo Alaimo Di Loro. Ma qualcuno mi chiede perché scrivi poesie, altri mi chiedono perché ti occupi di biologico, altri mi chiedono perché ti occupi di paesaggio, qualcuno mi ha chiesto perché ami la politica e parli sempre di libertà, ma perché fondamentalmente amo la vita. E la poesia non è altro che uno strumento, è un elogio alla bellezza, e la bellezza è necessaria, assolutamente necessaria per vivere. Angelo, lei ne ha curato la prefazione, quali sono gli aspetti della che risalto? Questo libro che presentiamo stasera, Il fuoco e la luna, è una raccolta molto particolare, perché si pensa in genere alla poesia come al disimpegno, e ci si concentra sugli aspetti estetici della bellezza, ma la bellezza della poesia è anche impegno civile, e questa raccolta si inserisce proprio nel solco della tradizione civile novecentesca. Quindi sarà una serata sicuramente ricca, non solo perché ascolteremo bei versi, ma anche perché rifletteremo su tematiche importanti, e credo che sia importante per la città di Agrigento questo evento, in quanto potremo avviare un dibattito con il pubblico. Siamo giunti alla pagina sportiva, calcio, Akragas e altri campionati. Vediamo con Carmelo Lentini. Ritorna il primo dei due derby agrigentini, e nelle due città di Agrigento e Sciacca c'è una grande attesa, ma anche tanta frenesia. Sciacca in piena corsa per un posto nella zona play, l'Akragas alla ricerca di una inversione di marcia che dura da un paio di settimane. La compagine Tebli infatti ha guadagnato un solo punto in due partite, che di fatto gli hanno fatto perdere la vetta solitaria, oggi in mano dell'Enna con 2 punti di distacco. Quella appena trascorsa è stata una settimana silenziosa in casa biancazzurra, nessuna dichiarazione,
alcune novità sostanziali che interessi la situazione dell'infermeria. Di contro si è registrata tanta concentrazione. Domenica prossima al Seneto, fischio d'inizio alle ore 15, arbitrerà la sfida Akragas-Sciacca Lorenzo Armenia di Ragusa, con assistenti Sebastiano Antonio Grasso e Davide Orazio Belfiore, entrambi di Cireale. Non sarà facile neanche per la diretta antagonista Enna la sfida del Gaeta contro il Don Carlo Misilmeri, squadra al completo ed entrambe con un chiodo fisso, e cioè vincere. La gara verrà diretta da Antonio Bissolo di Legnago, con assistenti Roberto Fraggetta ed Edoardo Pennisi, entrambi di Catania. Dovrà lottare a dei distretti anche il Pro Favara sul proprio campo contro il Casteldaccia, una squadra ostica e dura a morire, che ha fatto vedere le streghe ai cugini dell'Akragas. Questo scontro del Giovanni Brucoleri sarà diretto da Luca Naselli di Catania, il quale verrà collaborato da Giuseppe Corona ed Elisabetta Gianquinto di Marsala. Intanto questo sabato si giocheranno in anticipo 3 gare, vale a dire Castellammare Mazzara, Cus Palermo, Resuttana San Lorenzo e Parmonval Marineo. Domenica invece tutte le altre gare in programma, cioè Akragas Sciacca, Enna Don Carlo Misilmeri, Gela Leonfortese, Mazzarese Nissa e Pro Favara Casteldaccia. Infine, su indicazione del Presidente federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati programmati sino alle 13 febbraio compreso, per commemorare le vittime dell'immane tragedia che ha colpito sia la Turchia che la Siria. Non è sicuramente un bel momento per l'Akragas, ma domani è derby casalingo contro lo Sciacca. I 3 punti sono obbligatori per dare una sterzata al momento negativo. È stata una settimana intensa, una settimana dove abbiamo cercato di analizzare con lucidità il momento senza farci prendere dall'angoscia, senza farci prendere dal fatto che in questo momento non riusciamo a fare quello che magari un paio di settimane fa ci riusciva in maniera naturale, quindi dobbiamo capire che in queste ultime 2 partite abbiamo preso un tiro e un cross in porta, abbiamo preso 2 gol, quindi bisogna alzare ancora di più l'asticella dell'attenzione. È chiaro che la partita di domani è un derby, una partita la reputo da dentro fuori, siamo consci che la partita ha un'importanza particolare e siamo convinti di fare una buona prestazione. Parliamo dello Sciacca che ha fermato l'attuale capolista Enna. Come si batte lo Sciacca? Come si affronta questa formazione domani? Per scendere a pareggio con l'Enna, lo Sciacca è una squadra ben organizzata, una squadra ben allenata, una squadra di categoria, una squadra che ha delle individualità importanti che possono sicuramente metterci in difficoltà, ma a prescindere dallo Sciacca noi dobbiamo sciorinare una prestazione che deve rasentare alla perfezione, anche perché il momento è particolare, il momento è cruciale. Abbiamo trascorso una settimana intensa di lavoro, sappiamo che non siamo quelli delle ultime 2 partite e quindi vogliamo tornare al più presto alla vittoria. Come sta l'Akragas e che aria si respira nello spogliatoio biancazzurro? Un'aria un po' di delusione chiaramente nei primi giorni, poi col lavoro siamo riusciti un po' a smollentare quello che erano le amarezze, le contestazioni, che è giusto che ci siano perché i tifosi sono stati abituati a vedere un'Akragas diversa e noi per primi siamo quelli rammaricati, magari loro è giusto che abbiano ancora più rabbia perché hanno anche passione nella loro squadra del cuore, quindi sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più a questi tifosi, se lo meritano, conoscendoli anche nel passato so che sono il 12° uomo in campo e domani sicuramente anche loro ci daranno una grande mano per superare questo momento difficile. Ultima domanda, situazione infortunati, chi recuperi per domani? Baez e Menzin sono recuperati clinicamente, saranno sicuramente convocati. Caccetta dovremo aspettare ancora un'altra settimana, credo che la prossima sia anche per lui la settimana del rientro. Poi per il resto mancherà Bonanno squalificato, mancherà Noto Flavio che è disponibile, Scozzaro è indisponibile. Garufo, domani all'Esseneto arriva lo Sciacca, derby dal sapore importante per entrambe le formazioni. L'Akragas ha bisogno della vittoria per dare una sterzata al momento negativo.
Sì, una partita importante perché è un derby, perché è una squadra in forma e noi abbiamo altre motivazioni, abbiamo da riprendere un cammino che abbiamo lasciato un pochettino per strada, ci stiamo ritrovando per cercare di dare fin da subito un segnale ai nostri tifosi che domenica giustamente hanno subito l'ennesima delusione da parte nostra perché vivono di Agragas, vivono di calcio e noi dobbiamo dare risposte sia a loro, a noi stessi e alla nostra società perché non eravamo scarsi 2 mesi fa, non eravamo neanche fenomeni, ma siamo una squadra che ha sempre dimostrato sul campo di essere padrona quando vuole e quindi dobbiamo ricompartarci, lo abbiamo fatto e quindi domani tocca a noi dimostrarlo. Tu hai esperienza da vendere, come spiegare questo calo fisiologico e di risultati dell'Akragas? Sicuramente fa parte di un percorso, però un mese è troppo, quindi ci può stare una partita, 2 partite, ma sappiamo tutti che sbagliare un mese, sbagliare 4 partite non va bene, quindi ci siamo assunti e ci assumiamo le responsabilità perché prima di essere calciatori siamo degli uomini, però gli uomini domani devono uscire. Questa squadra ha il carattere e secondo me la personalità per dimostrare che uscendo fuori da questa situazione poi ci aspetta l'ultimo terzo di campionato che è sempre quello che determina perché i campionati non si vincono né a gennaio né a febbraio neanche a settembre-ottobre quando l'Akragas sarà capolista di questo girone, quindi le somme le tireremo a fine anno, però da domani c'è da dare risposte. Ed ora scendiamo di categoria in promozione Girone A grazie a un gol di Marchica. Il Camarat del tecnico Franco Fanara vince la gara contro il forte Partinico Audace e contemporaneamente conquista la vetta della classifica, approfittando del concomitante pari tra Folgore e Fulgatore. La squadra della montagna è in piena corsa per il salto in eccellenza e in appena 2 punti ci sono ben 4 squadre a lottare per la vetta. Si tratta appunto dello stesso Camarat e la Folgore che di punti ne hanno 33. Segue a un punto, quindi a 32, il Fulgatorio e insieme all'Accademia Trapani. Più attardato invece a 22 punti il Gemini, mentre il Casteltermini a quota 12 lotta per non retrocedere. Domenica il Camarat sarà ospite del Città di Carini, il Gemini affronta sul proprio campo la Folgore di Castelvetrano e potrebbe anche fare un favore ai cugini di Cammarata, mentre il Casteltermini sarà ospite dell'Accademia Trapani. Scendendo in prima categoria, domenica scorsa si è registrato lo scivolone esterno della capolista Empedoclina, incappata in una sconfitta sul campo del Mussomeli. Si è trattato di uno stop indolore, avendo la compagine granata un margine di ben 9 punti sulla diretta inseguitrice. Si è dovuto giocare su un campo pesante in una giornata molto ventosa e freddosa, che ha condizionato la compagine marinara abituata a giostrare con palla a terra e traversoni lunghi e millimetrici. Locale in vantaggio sugli sviluppi di un corner con Salas e pari di Lopresti su calcio di rigore. Gol vittoria dei locali nisseri con Misuraka che sfruttava un favorevole contropiede. Vince anche l'altra agrigentina Atletico Favara, che ha superato un Niscemi duro a morire. Ancora in rete il talentuoso ed esperto Mariano Cordaro, cui hanno fatto seguito i gol di Fanara e Virone. Domenica prossima sfida tutta agrigentina alle Collura tra Empedoclina e Atletico Favara, che promette grande calcio e spettacolo. Torna a vincere dopo diverse settimane di assenza il Campobello di Licata, che supera con il più classico dei risultati il Branciforte. La vittoria è maturata grazie alle reti di La Greca e Locurto. Per quanto riguarda l'alta classifica, l'Empedoclina mantiene la vetta con 9 punti di vantaggio sul Don Bosco Mussomele, che ha scavalcato il Real Suttano e si posiziona in seconda posizione.
L'Atletico Favara, grazie ai 3 punti, raggiunge la zona playoff a quota 28 in compagnia della Sommatinese ed ora si trova a un solo punto dalla 4ª posizione. Per quanto riguarda il Campobello, si trova sempre in coda alla classifica ad un solo punto dalla penultima posizione ed a 2 dalla terzultima. In sintesi, queste le prossime gare delle Agrigentine. Empedoclina Atletico Favara, che verrà arbitrata da Salvatore Contraffatto di Catania. E infine ci sarà la gara del Valentino Mazzola di San Cataldo tra la locale Master Pro e Campobello di Licata. Domani si giocherà Pro Favara Casteldaccia, il servizio di Giuseppe Moscato. Si ritorna tra le mura amiche dopo la bella impresa di Caltanissetta, i 3 punti arrivati proprio allo scadere del tempo, con una squadra che ha lottato per non soccombere ed è anche riuscita a vincere. Adesso c'è il Casteldaccia, che squadra troveremo domani, mister? Ma troveremo una squadra difficile, una squadra che viene da risultati positivi. Ha fatto risultato ad Agrigento, ha vinto in casa con lo Sciacca, con Parmoval, insomma una squadra che bisogna stare molto attenti. È anche vero che noi veniamo da un risultato positivo, da una prestazione sofferta, però ho visto la consapevolezza nella squadra, nella voglia di vincere anche fino alla fine, quindi questo mi lascia ben sperare per domani. L'allenamento settimanale ha dato qualche indicazione in più, ricordiamo ai nostri telespettatori che soffriamo ancora per l'infortunio di Lupo e per le squalifiche subite 2 settimane fa. Sì, assolutamente, le assenze ci sono, lo sappiamo, però dico, non ho mai parlato, non mi piace parlarne anche perché questo è un gruppo forte, l'ha dimostrato anche domenica, rientra dalla squalifica Miano, i ragazzi stanno tutti bene, quindi ho ampia scelta per quanto riguarda gli uomini che ho a disposizione e poi come al solito domani mattina deciderò la formazione. Una formazione che veramente domenica scorsa ha lottato fino alla fine, segno di uno spogliatoio ottimo, di una società vicina e di un allenatore che senza piaggeria, dobbiamo dirlo, fa bene il suo lavoro. Io credo che sia, ci sono tante componenti che in questo momento stanno andando per il verso giusto, sappiamo che siamo in una società solida, una società importante che non ci fa mancare nulla, la squadra si allena abbastanza bene, io e il mio staff credo che stiamo facendo un buon lavoro e credo che i ragazzi apprezzano quello che facciamo durante la settimana, quindi credo che ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene in questo campionato. Un campionato che va avanti, abbiamo visto l'alternanza Acragas-Nissa, Pro Favara proprio di rimpiazzo e sotto ancora Misilmeri ed altre. Sono queste insomma le formazioni che lotteranno per il risultato finale? Ma la classifica dice questo, in questo momento c'è l'Enna in testa, l'Acragas in seconda posizione, noi alla terza posizione. Sicuramente i valori poi rispecchiano un po' quella che è la classifica, però questo non deve significare assolutamente nulla perché noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo fino adesso, bisogna cercare di fare più punti possibile fino alla fine di campionato, poi il campionato è ancora lungo, sono 10 partite, ci sono tanti scontri diretti, può succedere qualsiasi cosa. E il pubblico che continua ad amare la sua squadra, qualche alto, qualche basso, qualche incomprensione, però nel totale c'è veramente una bella amalgama. Ma assolutamente, poi come ho detto io ci sono tante componenti, come la società, lo staff, la squadra, il pubblico, i giornalisti, queste sono tutte le cose importanti che fanno sì che tutto possa andare per il verso giusto. Se il pubblico in questo momento è soddisfatto di quello che sta facendo la squadra, sicuramente è merito dei ragazzi perché tutte le domeniche danno il massimo e credo che si stanno ritagliando i meriti e gli applausi del pubblico. Bene, è tutto per il nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana.